situazione di crisi durante la possibilità proprio di fare, di investire, di lavorare. Come Assoimmobiliare, quindi l'associazione che rappresenta i proprietari dei beni immobiliari, ma anche tutto il mondo della finanza immobiliare, parlo della gestione dei fondi immobiliari, delle società immobiliari quotate, noi abbiamo un'analoga necessità che però declinerei anziché con, se vogliamo, lasciateci lavorare, che può essere il tema delle imprese, dei professionisti, fateci lavorare, liberateci da questi vincoli che ci impediscono di lavorare, noi abbiamo un tema di lasciateci investire, cioè liberateci da tutti quei vincoli che in questo momento impediscono, che può sembrare paradossale, la possibilità di investire nel settore immobiliare e soprattutto, io sottolineo perché è fondamentale, di attrarre investitori anche dall'estero, che sono fondamentali per il rilancio del nostro settore. Lasciateci investire cosa significa? Non significa richiedere incentivi, certo sarebbero benvenuti, ma vogliamo anche fare un atto di realismo. In questo momento incentivi fiscali all'investimento, incentivi di altro tipo sono irrealistici. Noi però abbiamo degli strumenti che sono già in grado di funzionare, funzionerebbero molto meglio se agissimo su delle normative che inspiegabilmente, magari semplicemente perché scritte con un po' di distrazione o con non una vera competenza e sensibilità rispetto alle esigenze dei investitori, semplicemente contengono degli errori da rimuovere. E qui devo comunicare da parte di Assoimmobiliare anche un po' di, in questo ci sentiamo conversati, di sensazione di potenza, perché noi alcune di queste riformulazioni normative, così le voglio definire, quindi anche in questo caso non ci sono nuove norme, ma la necessità di funzionare quelle che esistono, le abbiamo comunicate nelle sedi opportune ormai da 8 e 12 mesi e vi assicuro, adesso proverò in termini molto sintetici a riassumere, sono norme che ripeto sono dei veri e propri aggiustamenti, le abbiamo comunicate a persone che almeno a parole sembravano recettive e speravamo veramente di vedere realizzati questi piccoli miglioramenti in tempo orario. Quindi il senso di vessazione per noi non è tanto quello dovuto alla marea di normativa, al fatto di normative che cambiano, quanto più che altro alla incapacità dei nostri interlocutori di comprendere, di intervenire laddove abbiamo proposto e abbiamo fatto in questo, ripeto, un atto di realismo, dei cambiamenti che sono certamente a costo zero, certamente non hanno impatto sul gettito e sicuramente invece avrebbero un grande impatto sulle risorse disponibili, che sono fondamentali sicuramente per il nostro settore in particolare, ma direi per tutta l'industria allargata, perché non dimentichiamo che quando il settore della finanza immobiliare attiva risorse sia interne sia nel mercato italiano, ma ripeto ancora di più nel mercato estero, queste sono risorse che poi vengono investite in immobili, in riqualificazione immobili, quindi tutta l'industria viene poi coinvolta, noi in qualche modo alimentiamo quella che poi è l'industria della costruzione. E quindi parliamo dei limiti normativi sugli strumenti finanziari immobiliari che noi abbiamo chiesto di rimuovere. Banalmente, sembra strano dirlo, noi abbiamo un problema di richiedere di allargare la platea degli investitori cosiddetti istituzionali, italiani ed esteri, perché oggi, per come sono scritte le norme, soprattutto sui fondi immobiliari che stanno diventando il veicolo per eccellenza dell'investimento nel nostro settore, ci sono alcune distorsioni nel come vengono definiti gli investitori istituzionali che fanno sì che intere categorie di investitori, per noi importantissime, soprattutto riguardo agli investitori esteri, perché non si sono correttamente definiti come istituzionali, ma non sono tutti effetti. Pensiamo alle grandi limited partnership dei fondi di investimento globali che investono e che non hanno le caratteristiche però previste dalla nostra norma, e che noi chiediamo che questi investitori che desidererebbero investire in Italia con degli strumenti che ripeto hanno già tutte le caratteristiche per essere investimenti considerati di livello internazionale, quindi con tutte le clausole di trasparenza, le caratteristiche di liquidità che il mercato dei capitali internazionali chiede, e paradossalmente però questi investitori sono esclusi. Vi assicuro che rappresentano
possiamo giocarci perché ci sono qualche piccola nota